Bentrovati, sono Ugo Nicosia, docente di Fondazione Italiana Sommelier Vivenda. Anche oggi facciamo una passeggiata nel vulcano, questa volta nel versante nord, nel comune di Castiglione di Sicilia. Siamo a circa 700 metri sul livello del mare e siamo all'interno della proprietà di Restivo Wine. 56 ettari in totale, 23 dei quali sono già vitati e 17 saranno a frutto nei prossimi anni. Le contrade dove opera Restivo Wine sono le più importanti del versante nord: Arcuria, Calderara, Feudo di Mezzo, Barbabecchi, Verzella, Pietramarina. Il meglio di quanto la zona di Castiglione possa offrire. La produzione verte sia di vitigni autoctoni, quali il Nerello Mascalese, il Carricante, ma anche di Pinot Nero e Chardonnay. Sono 4 attualmente le etichette prodotte dall'azienda ed altri 5 si affiancheranno nel 2025. Una nuova cantina di 3.000 metri quadri è in ristrutturazione e l'opera di Francesco Restivo nell'acquisire e ammodernare palmenti, caseggiati e antichi casali renderà questo mondo meraviglioso per tutti i wine lover. Oggi degustiamo insieme l'Etna Bianco DOC 2022 Contrada Arcuria. Questo Etna Bianco 2022 Contrada Arcuria è maturato per il 90% in acciaio e il 10% in barrique per un periodo di 14 mesi. Si presenta di un luminoso colore giallo paglierino particolarmente brillante. Al naso esprime dei netti profumi di agrume giallo, di erbe, una lieve pesca bianca, fiori di campo. Al sorso è molto equilibrato, molto lungo, piacevole. Le note di glicerina accarezzano il palato, le note sapide e acide fanno salivare, rendendo pulito l'assaggio. Questo è un vino ideale in un abbinamento con formaggi freschi, con crudi di pesce, con le ostriche. E come diceva Goethe, la vita è troppo breve per bere vini mediocri.